Per Guida ai Campionati siamo con Mister Fattorel, Mister 5-1 oggi. Innanzitutto buonasera a tutti. E niente, la partita di oggi è andata benissimo su un campo che noi non siamo molto abituati sul sintetico, perché le ragazze soffrono parecchio il sintetico. Comunque oggi abbiamo disputato un'ottima partita, un po' più concentrate sul gol, che purtroppo io non voglio mai prendere gol, ma pazienza, questa la lascio passare. Domenica prossima si va a Udine. Domenica abbiamo una squadra molto forte contro un avversario che fin dall'inizio ho detto che è una delle migliori squadre del nostro girone. Andiamo lì per cercare di fare i 3 punti, perché noi siamo obbligati a fare i 3 punti. Comunque la squadra è molto concentrata e sta bene, sono in salute e pensiamo di fare un'ottima partita. Monica Furlan domenica ha detto: forse abbiamo imparato a giocare sul sintetico, oggi il 5-1. Non è che se giochiamo sul sintetico non impariamo, cioè che non sappiamo giocare a calcio. Sappiamo giocare a calcio perché se le ragazze non sono abituate sul sintetico, che è più duro di un campo in erba, e quindi soffrono di schiena, linguine, hanno un po' di problemini. In settimana vediamo di recuperare e essere 1000 per 1000 a Bearzi. Comunque la prestazione è soddisfacente. Sì, tutto bene, tranne che sono un mister purtroppo che esigo sempre le cose che non prendiamo, che non voglio prendere gol, e oggi l'abbiamo preso, mi dispiace, e dobbiamo imparare anche con i risultati già acquisiti di non subire gol, perché dobbiamo diventare una squadra vera. Grazie Mister Fattorel. Buonasera a tutti. Siamo ora con Adriana De Martin. Adriana, mercoledì sei andata in trasmissione a Passione Calcio, ti avevano detto di fare un gol per loro e quindi oggi ne hai fatto uno. Eh sì, avevano detto che lo sgabello portava fortuna e tutte e tre, io, Fra e Giulia che eravamo in trasmissione, abbiamo fatto gol, quindi lo dedichiamo a Passione Calcio. Comunque avete dilagato anche oggi un 5-1. Sì, è andata bene, siamo partiti un po' male, io ho sbagliato un gol assurdo all'inizio, però poi Margherita Zanon ha sbloccato il risultato e pian piano abbiamo preso gamba e siamo andate, insomma. Aspettando il Marcon il 21 dicembre, domenica prossima si va a Udine. Eh sì, un'altra trasferta molto impegnativa, un campo difficile, stretto, speriamo bene in modo da arrivare a giocarcela poi col Marcon il 21. Grazie Adriana. Grazie a voi. Siamo ora con Margherita Zanon, altra doppietta oggi, sali a quota 10. Sì, è andata bene, la squadra ha tenuto bene il campo, siamo riusciti a fare 5 gol, bene. Speriamo di continuare così. Domenica prossima a Udine? Sarà dura perché il campo loro è stretto e noi facciamo fatica un po' a trovare spazi nei campi stretti, però speriamo di dare il massimo anche là. Bisogna fare 6 punti le ultime 2 giornate. E quindi dici che anche col Marcon bisogna fare bene? Assolutamente sì, bisogna prendere 3 punti per cercare di riprenderle. Ringraziamo Margherita. Grazie mille a tutti.